seconda di come interpreta quello che sta leggendo, sente dentro di sé un'emozione che, come dire, non lo sconvolge, ma lo attrae e vorrebbe sapere o trovare la giustificazione a quei versi che ha letto. È chiaro che quando scriviamo una poesia cerchiamo di esporre, esprimere e trasmettere quello che è il nostro pensiero. Questo è il nostro augurio che ci facciamo, però sappiamo anche con tanta convinzione che ogni ode, ogni poesia, ogni lirica deve essere comunque interpretata dal lettore, perché non possiamo pretendere che la nostra costruire una ode, una lirica, una poesia possa trovare accordo o riscontro in altri. Quindi noi in quel momento esprimiamo, come diceva tra l'altro il nostro amico, quell'emozione che dentro di noi ci suscita per mettere la riga su una computer o carta, voglio dire, cercando di poterla trasmettere a chiunque o ai posteri. Noi abbiamo avuto la fortuna, io sono legato a Fosco, voglio dire, ho dei legami miei personali a determinati nostri grandi poeti, però di loro ho sempre cercato di interpretare cosa loro, con i loro versi, volevano trasmettermi. E da qui poter gioire laddove si fossero incontrati il mio pensiero con il pensiero di quell'autore, di quel nostro grande artista. Cosa dire? La poesia nasce appunto perché è un segno di vita che gli diamo e cerchiamo di esternarla facendo sì che chi la leggerà o i nostri poster possano interpretarla così come volevamo noi che venisse interpretata. Grazie Angelo, comunque anche tu sei andato oltre all'autopresentazione. Angelo De Marco è anche artista, dipinge e fa parte anche lui del nostro direttivo ASAS. Piacere mio di essere qui con voi. Do la parola a Melania Rossello e poi inviterei Giovanni Albano a fare un commento sulla silloge. Noi ci conosciamo, io sono Melania Rossello e faccio parte. Vabbè, siccome Filippo non sembrava conoscesse Giovanni, quindi io ho invitato, anche perché è da oltre un anno che non ci vediamo, quindi sai, magari ci dimentichiamo. Scusi, Prego Melania. il signore voleva fare una sottolineatura. Sì, però io do la parola in ordine di arrivo. È arrivata prima Melania, quindi Filippo purtroppo è arrivato ultimo. Io in questo Siamo fiscali. ho trovato due poesie, guardando ora non mi ricordavo, che parla un po' di nebbia. Sono due molto piccole che leggerò. Credo che per me la nebbia mi dà la sensazione, fa sentire sospesa, confusa, però penso che in base ai riferimenti che ho fatto io, che mi dà un senso di scoraggiamento, un po' di paura, perché poi lì una sembra perdere dentro la nebbia, perdere la propria identità. Infatti io ho fatto dei paragoni in questa poesia con la vita ed è intitolata Grigiore. Quale grigiore mi regalerai ancora e ancora vita, che scorri sui binari paralleli di un'esistenza piatta, tra squilli festosi e rintocchi lenti e funesti, l'acqua si insinua molle, premendo con forza sullo scoglio aguzzo, indifferente al suono, si stende sulla città trasognata, avvolta nel suo denso velo il fumo della nebbia. Ne ho trovato un'altra, l'inverno. Si distende l'inverno sulla terra, amorfo, stanco e senza voglia dorme, sotto una coltre grigia e toppata, sognando che nessuno lo disturbi. Nel cielo dell'inverno si addensa la tempesta. Questa? Un'altra, no, comunque ormai la leggo. Nel cielo dell'inverno si addensa la tempesta, squarcia le nubi un lampo e rompe il tuono
di livido e di cupe il cielo s'ammanta, fuggono nubi come uccelli in volo, quindi a me dà questa sensazione di tristezza, anche di paura e di scoraggiamento. Di offuscamento. Di Sì. offuscamento, anche di paura, perché una mente avvolta dalla nebbia. Però No, ma ogni tra nebbia e Nighiara, può essere che la Nighiara di Livari, ragazzi, dobbiamo fare esperienza, dobbiamo andare più spesso a Livari. Cerchiamo di vedere la nebbia diversamente. Può essere una Lei la vede sensazione in modo diversa. pauroso, lei la vede come sospensione Perché forse- delle cose e quindi perché forse lì in la base nebbia è un momento, no? Che è dura, Però- quindi lì avete No, mi tanta sto chiedendo nebbia, sta cosa che mi... c'è tanta, no, è che questo. Allora, se lei dice che la Nighiara evapora dal mare, quindi è in salita, quindi probabilmente questo vapore, questa cosa che va evanescente, che va salendo verso l'alto, probabilmente dà una sensazione diversa di una normale nebbia che è statica. No, Non lo so, devo può dire, essere. voglio puntualizzare una cosa. Quando si è per mare e si va incontro a Nighiara, questa è pericolosa, perché praticamente le barche non vedono più che cosa c'è. Certo. E allora ai tempi non c'erano i radar, non c'erano i sonar che dicevano che c'era magari andare incontro. Quindi le barche cominciavano a suonare, a chiamarsi fra loro proprio per segnalare la presenza. Quindi cioè, è un fenomeno importante e che può provocare anche spavento, anche angoscia, ansia. Io la prima volta Ovviamente. che l'ho vista sono Come rimasta- accade qui, dimenticate, noi siamo abitanti Scusa Angelo, dello non ho stretto. dato la parola a Filippo, quindi... No, io volevo semplicemente dire questo, che è giusto come dice lei, però noi che siamo abitanti dello stretto, quando cala la lupa, sentiamo le navi che si Che si suonano suonano, sì. perfettamente, ma noi lo sappiamo questo, quindi noi viviamo ciò che la Va bene, nebbia ci allora, offre. i naviganti hanno Allora. l'angoscia, chi è sulla terra e a casa è sospeso. Beh, casa. ma scusate, ma se voi incontrate la nebbia, No, dovete, no, ha ragione. dovete camminare, dovete Ha ragione, continuare, certo. non potete fermarvi, perché Io si deve andare bisogna avanti. consigliare. E questo è il concetto, cioè la nebbia, sì, ok, c'è, devi stare più accorto, Non vedevo la però nebbia. devi continuare, c'è poco da fare. Allora, a questo punto che già si è creato il dibattito, che era solo per la fine, diamo la parola a Filippo Campolo. La nebbia e l'arcobaleno in una poesia hanno prevalentemente un valore simbolico, perché come dicevo prima, la poesia sì può trasmettere messaggi, anzi, luoghi fanciullo mieta, soave, stagioniere codesta, non dirti non vuoi essere. Questo è un messaggio, però ciò che domina nella poesia è il trasmettere emozioni, tant'è vero che il messaggio va unito alla metafora, al simbolismo, eccetera, eccetera. Se si vuole trasmettere invece un contenuto, si deve ricorrere al saggio o al romanzo. Ecco che addirittura dal Novecento in poi il messaggio cade e Montale nella sua poesia Non chiederci dice appunto: non chiederci la parola che schiude l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari, e come un croco risplende in mezzo a un polveroso prato. Non chiederci la formula che il mondo possa aprirti, sì, qualche sillaba secca e storta, codesto solo oggi possiamo dirti. Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Riprendo Ungaretti, poesia, limpida meraviglia di un delirante fermento. Tutto deve produrre una melodia, tant'è vero che viene eliminata nel Novecento la punteggiatura, per esercitare una maggiore emozione. Certo, il messaggio c'è, ma se voglio scegliere il messaggio, la via del messaggio, c'è il messaggio e così evito anche che uno la interpreti in un modo, uno la interpreta in un altro, uno la interpreta in un altro ancora. Ecco, questo è il punto. Il messaggio c'è fino La poesia è un linguaggio. poi addirittura non Giovanni? No, posso dire una cosa? Perché la poesia, scusami. No, scusami. Posso dire una cosa? Infatti Ungaretti legge la poesia di Mallarmé e dice, e concludo, e dice: non ho capito niente,
di questa poesia, ma mi ha emozionato, malamente, non ha capito niente. Vuol dire che il messaggio non c'era. No, il messaggio c'era, non era per lui era comprensibile. sufficiente. Il messaggio c'era, ma non Non era era comprensibile facilmente perché interpretabile. non era Ma anche se facilmente non interpretabile. si percepisce, se una poesia è troppo ermetica e non si percepisce il messaggio unico di tutta la poesia, magari le singole parole, le singole sfumature dei versi richiamano a dei colori, a delle emozioni, a dei profumi che ti fanno suscitare delle emozioni, magari sono tue queste emozioni, non sono quelle che ti voleva dettare l'autore. Un passaggio dove il contenuto è esplicito, è chiaro. Quindi dico, un'emozione, un messaggio, un qualcosa lo trai sempre da una poesia, se è vera poesia. Poi se non trai niente probabilmente si può supporre anche che poesia non è. La poesia Giusto. innanzitutto è un linguaggio e quindi un linguaggio è comunicazione. Ci sono modi e modi di comunicare. Il linguaggio della poesia è un linguaggio, una comunicazione emotiva, fortemente emotiva, coinvolgente e simbolica. Questo però comunica e comunica in modi diversi. Può comunicare in maniera diretta, può comunicare in maniera indiretta, toccando le corde del nostro inconscio. Per cui dice il messaggio non lo capisco, in realtà è qualcosa, ti piace quella poesia, ti ha coinvolto, ti ha detto qualcosa, perché il poeta forse si è mosso in un altro modo, non è stato esplicito, ha lasciato che uscisse fuori il suo linguaggio. Non per niente la psicoanalisi dice, se accosta Freud accosta la psicoanalisi alla poesia, però il messaggio c'è, il linguaggio è comunicazione. Allora, voglio... Sì, prego. C'è una sottolineatura dal psicanalista Lingiardi che dice proprio questo: spesso la poesia mette d'accordo il disordine interno a noi con l'ordine o il disordine all'esterno, quindi è una sorta di, come chiamiamo, pacificazione, riconciliazione. Infatti me la ricordo lei quando parlava della psicanalisi, ha proprio questo, la poesia ha questo compito di in qualche modo riarmonizzare due cose che sembrano completamente Però diverse. è sempre Allora, comunicazione. tornerei a Giovanni Albano. Che mi riallaccio. Sì. Psicanalisi e poesia è un saggio famoso del 1922 di Carlo Gustav Jung, Volevo, sì. Ah, che, Jung, come no? di Jung, che si contrappone, parla di inconscio collettivo, si contrappone a Freud che aveva un'idea di identità, per cui c'è un bel saggio abbastanza, sì, abbastanza Allora, diciamo importante, famoso. Sul concetto di poesia si potrebbe veramente parlare per... Sì, ma io mi tanto volevo tempo. fermare alla silloge di Certo, Anna lo so, Maria. Ecco. no, faccio un discorso brevissimo. L'Accademia Slava con Jacobs impone dei parametri, oggi diremmo delle linee guida su cosa è poesia e cos'è prosa. Fu ripreso dal nostro De Santis fino ad arrivare a Segre. Per questo dico, sì, ci sarebbero veramente, si dice, fiumi di parole. Non parliamo di questo, ma parliamo della raccolta di poesia della dottoressa Anna Maria Paino, che io conosco bene le sue poesie. Questa è la quarta raccolta, perché diciamo, come dire, uso un termine un po' importante, l'ho seguita così da osservatore, da piccolo critico, se mi permetti questo termine, in questa, diciamo la verità, evoluzione della poetica di Anna Maria Paino, fin dal famosa poesia che mi era tanto piaciuta, cercando i vetrini colorati. Erano vetrini colorati che tutti noi da bambini cercavamo nella spiaggia. Io, come più volte ho detto nelle presentazioni che ho fatto, io accosto, ma una mia ovviamente idea, già gliel'avevo detto, la poesia di Anna Maria come quella, vi ricordate quando studiavamo a scuola la poesia crepuscolare, no? Il rappresentante Ragozzano, ma anche appunto Giovanni Pascoli. Giovanni Pascoli è stato criticato, ora recentemente riabilitato, era quasi un poeta minore. La poesia crepuscolare parlava delle piccole cose del quotidiano, di quello che avviene, non delle grandi
espressioni d'annunzio, per cui si accosta molto bene come concetto, secondo me, Anna Maria Paino, le poesie di Anna Maria Paino. Ma in tutto questo, come ho detto anche in questa, diciamo, recensione che avevo scritto, benché non siano soltanto di 3 versi le poesie di Anna Maria, ma sono un incastonamento di vari haiku, senza seguire il 5-7-5, le sillabe nei 3 versi ordinari dei sonetti giapponesi. Perché dico questo? Perché in pochi versi riesce a condensare dei concetti che sono molto precisi. L'haiku è un componimento in cui in poche sillabe si deve riuscire a organizzare un pensiero, ma non soltanto organizzare un pensiero che possa rimanere come concetto soltanto, ma organizzare un concetto di senso compiuto, ovvero l'io, l'ipseite dei filosofi. Io dico qualcosa, ma questo qualcosa che devo dire deve avere una programmazione, un concetto definito, non parole che alla fine non concretizzano nulla. Infatti le poesie di Anna Maria sono una serie di haiku. Ora sapete, da un po' di tempo si parla della cortopoesia di Matranga, che tra l'altro è palermitano, nel concetto di espressione ci ritorniamo agli ermetici, di qualcosa che è definito. E le poesie di Anna Maria hanno questa caratteristica, anche se per alcuni aspetti la costruzione, la versificazione può essere un po' prosaica, ma compensa questo con tutti gli accenti tonici giusti che ci danno questo ritmo della musicalità, perché la poesia deve essere musicalità, la poesia è musicalità. Anche la scritturazione, la versificazione di una poesia, se non ci dà questi elementi, che poi sono gli elementi estetici della poesia, no? Sapete che cos'è la poesia formale? Una poesia che è vuota ma è scritta così bene, come dicevamo prima, che uno la legge e dice che è bella, ma che ha voluto dire? Poco. È la costruzione formale della poesia, esiste anche la costruzione formale della poesia. E invece le poesie di Anna sono ben congegnate, ben studiate, e ci danno questo incalzare del concetto della musica, pur rappresentando anche delle poesie che sono vere e proprie metafore. Abbiamo più volte parlato adesso del periodo dei poeti ermetici che tanto appassionano Anna Maria. Quasimodo credo che sia il tuo poeta preferito, perché in 2 righe, in 3 righe, o anche ma non solo Quasimodo, ma anche Ungaretti riescono a definire un concetto, per cui ritorniamo al concetto proprio filosofico di poesia. La poesia come definizione, se ne occupò Heidegger, oltre che Carl Gustav Jung, del concetto di poesia, per esprimere quello che è il concetto dell'io pensante. La poesia è comunicazione, come diceva appunto Melania Rossello. Poi ci sono anche tutte queste sfaccettature fra chi esprime la poesia, chi la recepisce, come viene recepita. E a proposito di questo, per esempio, su Montale, no, il nostro premio Nobel, si dice che si sono scritte molte più parole di tutto l'insieme delle poesie, che poi non è che ne ha scritte tante, raccolte, Montale stesso, perché ognuno ci vedeva un aspetto diverso nelle poesie di Montale. Quale era la verità? Non lo sapremo mai, perché nemmeno lui spesso si esprimeva, anche durante le interviste, a dire ciò che voleva esprimere, rimaneva anche vago in questo.
Questa piccola parentesi dell'ermetismo l'ho, diciamo così, l'ho esplicitato anche perché molte figurazioni degli elementi che ha trascritto Anna Maria in queste poesie sanno molto di ermetismo. Ma, A questo punto ascolterei qualche altra poesia, certo, anche per perché- vedere un esatto, po'. e vediamo un Certo, io non l'ho attimino di quale cosa. Questo concetto Ah, ermetico. certo, sì, molte poesie Ci ha incuriositi. è la figurazione maggiore di quello che è Certo, perché ha letto- un'espressione del pensiero, in questo caso del pensiero poetico. Io ho preparato i colori della vita, vabbè. Neve, Come? Neve. neve. Voce. Si deve sentire. Fiocca la neve, muta e lieve, danza giuliva, timorosa e schiva. Le tue parole come sassi scavano un fosso, costruiscono un muro, una storia senza futuro. Bene. Perché Vedi qua che l'essenziale. ci rivolgiamo, come dicevo io, alla cortopoesia o all'haiku addirittura, che sono sonetti piccoli, brevi, Sono incisivi. evocativi, l'haiku è evocativa, non è solo descrittivo. Cosa? L'haiku. Sì, l'haiku, tu sei un'esperta di... No, esperta non lo sì, sono, perché so che hai scritto scripacchio. qualcosa di haiku. Allora, mi dicono di leggere questa recensione che ha fatto Giovanni Albano a questa silloge Nighiara di Anna Maria Paino. Nighiara, la nebbia fitta che si forma sul mare d'inverno. È una raccolta di bei versi che riposano in un egotismo stendeliano. Le poesie sono frutto di un percorso interiore poetico, attuato anche attraverso uno scavo del sé personale, oltre che poetico e naturalistico. Vi è una interazione continua tra il mondo esterno ed il proprio io, in cui a tratti vi si pone un percorso prosaico dell'autoconoscenza. I versi si distinguono soprattutto per la sobrietà stilistica impressa in ogni sillaba, riconoscendo però livelli comunque di alta liricità. La silloge, che rivela dunque ottime capacità di scrittura, si svela già nel titolo, Nighiara, una sospensione metaforica dell'essere sul crinale dell'esistenza. Preme esporre come i versi di Anna Maria sono molto vicini alla linea musicale nella costruzione semantica e nell'aderenza alla versificazione, muovendosi l'intera opera verso un'apertura alla natura e al cosmo in un poetare sicuro e ricco di assonanze, che evocano nel lettore profonde sensazioni. Le strofe sono così pregnanti di crepuscolare tonalità, richiamano nel fruitore una cattedrale di emozioni e nei tratti dell'utilizzo delle rime baciate una continuità con le note musicali stesse, trascinando il lettore in un universo immaginifico di emozioni. La raccolta, pur molto gradevole nell'esposizione e nell'intreccio dei versi, si palesa come un appieno di haiku pittorici, in un percorso che va oltre la lirica, dunque, ad interagire con il nostos animistico, riservato in ciascuna delle nostre anime. Costante appare l'aderenza lirica dell'autrice ad una poesia spesso legata all'immagine e alla capacità di evocare sensazioni ed atmosfere, con un impatto emotivo evocativo di suggestioni. La prospettiva originale dei temi trattati, la scelta lessicale e grammaticale assieme alla caratura sintattica riescono a creare sensazioni nei fruitori di alto impatto emotivo, realizzando nel lettore che si è immerso nella lettura dei versi una percezione sinestetica aderente ai colori della nostra vita. Bravo, Bravo. complimenti a tutte e Io due. penso di aver definito bene Sì, complimenti. È stato la poesia, la bravissimo. sinestesi, E la anche percezione del colore, anche della musicalità attraverso lei- e anche Musica e lei, colori, perché quindi qui c'è c'è questa stata silloge. scrittura. concisa Eh, e chiara. Diamo la parola a Salvatore Ingemi. Io già ho detto, ho capito bene quello che intendeva all'inizio, magari questa nicchia mi aveva mandato un po' fuori, che certo ognuno la può intendere in modi diversi, però ho capito appieno il concetto, quello che lei voleva significare con questa parola. È l'inizio di un percorso con vari aspetti. Io passo, però
in genere la partenza è sempre qualcosa che mi colpisce, può essere l'arcobaleno, può essere la neve, e da là partono i miei pensieri. Pensieri che però io cerco di Poi si... raggruppare, cerco di stringere, perché evito il superfluo, quello che non mi dà niente, Certo. per cercare di essere incisiva. A me piace la poesia che colpisce proprio, scolpisce. Come gli haiku. Allora, ascoltiamo qualche poesia sul tema Appassionata tu, o parliamo ancora della silloge? Ecco, diciamo. Sul tema No, vostro. fate voi. Fate voi. Perché vedo qua i poeti non hanno molte cose davanti. Poesie che avete scritto apposta per questo tema. Posso vediamo che ne prendo una qualunque, però io non ho la nebbia, stranamente compare poco. Io ce l'avevo una datata però nel mio libro I Chiovi, Niglia, però non me la ricordo. No, il libro ce l'ho a casa, però non me lo E ricordo. vabbè, la prossima volta. Io non so se questa può essere inerente, giorni monotoni. Allora, Caterina Panarello, Giorni monotoni. Giorni monotoni, non scorrono mai. Un giorno umido, soffocante, non lascia respirare, offusca la mente, come il sole da una nuvola ombreggiato. L'aria greve il cuore tormenta, cuore e cervello, vola, vola, prende forma dall'arduo presente. Guarda, Io non so cosa leggermi, perché io... Melania? Perché ne prendo una qualunque, perché io nel grigiore ve lo leggo. Ecco, questo è un giorno grigio, umido, che porta a questi pensieri. sono aspetti. Esatto. No, per esempio questa è una poesia particolare, un po' diversa, è intitolata Spargo la cenere al vento. Spargo la cenere al vento. Siamo su grigio. Grigio, nebbia, grigio. Spargo la cenere al vento d'un fuoco ormai spento. Sacra vestale, l'ho lasciato morire. La fiamma bruciava le mani, bruciava il mio cuore, spargevo la cenere al vento. I miei capelli odoravano d'incenso. La luna piena schiariva nella notte il buio. Plenilunio, eterno plenilunio, parlami. La luna si incantucciata nel suo angolo e non appare eternamente nera, o luna nera, parlami. Spargo la cenere al vento di un fuoco che ho lasciato morire.